Noi produciamo il grano dove viene trasformato e poi facciamo il pane e le focacce. Il procedimento della focaccia è semplice perché si prepara della pasta sempre con la farina del nostro grano, poi mettiamo qualche uovo, mettiamo un po' di olio, un po' di sale, non mettiamo lievito, poi la impastiamo della densità a seconda come ci serve a noi e poi viene stirata nella pasta sottilissima e poi mettiamo i condimenti che fanno della nostra tradizione, il pomodoro, la ricotta, il prezzemolo, le patate. Al pomodoro abbiamo aggiunto un po' di olio, un po' di caciocavallo grattugiato e poi la melanzana sopra. Questo procedimento me l'ha trasmesso tantissimo mia nonna. Mia nonna era molto brava a fare focacce e io ci ho messo un po' della mia passione e io sto realizzando il lavoro che mi piace fare. Bene o male le facciamo tutti nello stesso modo, c'è poi chi mette il lievito, chi non lo mette, c'è chi la fa col pomodoro più denso, chi la fa col pomodoro più liquido, ognuno ha le sue metodologie, però in linea di massima le facciamo tutte allo stesso modo. Le focacce si possono realizzare in tanti modi, i gusti sono pomodoro e formaggio, pomodoro e melanzane, pomodoro e cipolla, ricotta e salsiccia, ricotta e cipolla, ricotta, cipolla e prezzemolo, prezzemolo, cipolla e pomodoro, prezzemolo, cipolla e acciughe, prezzemolo, cipolla e salsiccia. Poi ci sono quelle di verdure che si fanno con i broccoletti verdi oppure quelli neri, poi broccoletti e salsiccia o col capuliato o pomodoro secco. Poi ci sono patate, prezzemolo, pomodoro e baccalà, oppure patate, prezzemolo, pomodoro e salsiccia, oppure quello con la bietola o quello con gli spinaci. Per esempio faccio delle focacce particolari con la cipolla di gelatana, il peperoncino, il formaggio grattugiato, il finocchietto, pure gusti particolari al tempo del pesce e del tonno le faccio con il tonno fresco e i peperoni. Quindi cerchiamo di dare la possibilità ai consumatori di avere un prodotto una fascia un po' più larga di gusti rispetto a quelli tradizionali.